Mi chiamo Salvatore Gongui, sono di Mamojada, in Sardegna. Vivo a Londra dal 2006. Ogni anno a gennaio torno a Mamojada per il Festival di Sant'Antonio, per partecipare alla parata dei Mammutones. Ho cominciato a essere un mammutone quando avevo 16 o 17 anni. I campanacci sono molto pesanti perché sono fatti di ferro ricoperto di bronzo. Pesano circa 20 kg. Per me e i miei amici, essere un mammutone è un privilegio. Aiuto a perpetrare la tradizione. Mi sembra di aiutare il mio villaggio, aiuto a portare avanti la tradizione. La festa di Sant'Antonio è, diciamo, anche l'emblema del sincretismo pagano-religioso, cioè è una festa pagana che poi è diventata cristiana. È la cristianizzazione del mito di Prometeo. Prometeo, il dio che aveva rubato il fuoco dall'Olimpo per portarlo sulla terra. E anche Sant'Antonio è legato a una leggenda che dice che appunto Sant'Antonio era il santo che andò negli inferi per rubare il fuoco dai diavoli e portarlo sulla terra. Per quanto riguarda il significato, io penso che queste due figure rappresentino una il bene e una il male, perché erano diversi prima i mali. Era l'invasore, era la cattiva stagione, l'inverno, erano le intemperie, erano anche le pestilenze. Quindi il compito dell'Isoladore secondo me è quello di annientare il male, di riportarlo, in qualche modo di esorcizzarlo. Allo stesso tempo l'Isoladore cosa fa? Ha il compito anche di trasmettere il bene ai presenti. Come mammutone, una delle cose più importanti da fare è sincronizzarsi con gli altri. Se ti esibisci bene, il suono è davvero forte e compatto, come un boato. Io sui Mammutones sentivo sempre da bambina piccola perché chiedevamo, quando vedevamo questa figura così scura, tetta, chiedevamo chi erano da bambini. La parata è molto pagana, racconta del fuoco. Contemporaneamente si può vedere la parata con il santo fuori dalla chiesa. La Chiesa cattolica ha tentato di mascherare le festività pagane con i santi cristiani. Ora, e anche nel passato, ci sono delle discussioni fra gentiluomini. Per me la parte dura della parata è quando cominci, i primi 15-20 minuti. Poi mi sento come in una specie di trance. Non sento più il dolore, però sento il dolore quando ho finito. Quando ti togli il vestito, in quel momento ti senti come wow, posso respirare adesso. Quando l'inverno finisce e comincia una nuova stagione, non vedo l'ora che arrivi la parata dei Mammutones. Ma la cosa più importante per me è trascorrere del tempo con i miei amici, bere del buon vino e pranzare con la gente per la strada. Tutti i vicini preparano il porcello arrosto e altri piatti speciali per l'occasione. E anche dei dolci. Passiamo tutta la notte in strada, bevendo, mangiando, cantando e ballando. Ci godiamo questo momento insieme, a questo punto della vita.